Benvenuti a tutti, direi che possiamo iniziare questo momento di approfondimento che, con la scusa di presentare il bilancio sociale di Engine Veneto, che solo da pochi mesi è definitivamente entrata anche nel registro unico degli enti di terzo settore e quindi a tutti gli effetti una fondazione con le caratteristiche proprio per aderire anche a questo percorso degli enti di terzo settore, ha comunque tra i suoi obblighi anche la presentazione dei propri numeri, soprattutto dei propri numeri intesi come impatto sociale dei numeri e dei valori che esprime lo stesso Engine Veneto. Questa è una delle tappe che facciamo come Engine, perché Engine è un ente a livello nazionale, per cui in tutte le regioni stiamo presentando i nostri bilanci sociali proprio in queste settimane. La scorsa settimana eravamo in Emilia Romagna, una delle relatrici che sentirete anche dopo è già intervenuta anche in Emilia Romagna con sfumature e parti differenti, avremo modo di presentarla. Nelle prossime settimane saremo in Lombardia, a Roma, a Torino per chiudere il giro anche delle presentazioni dei nostri bilanci sociali. Il programma dei lavori adesso vediamo dovrebbe assestarsi in questa modalità, perché rispetto alle conferme, alle ultime conferme che abbiamo avuto, dovrebbe assestarsi anche in questi termini, però cercherò di guidarvi nei vari passaggi e i vari interventi dei tavoli. Ma prima di iniziare anche con i nostri lavori e poi gli interventi che avevamo previsto anche su alcuni temi, mi fa piacere lasciare la parola alla neoassessora a questo punto anche del comune di Verona, Elisa Lapaglia, che è assessore alle politiche educative, per cui vicina di sicuro ai nostri temi. Noi sappiamo che la competenza anche della formazione professionale è molto più spostata sulla regione, ma come sapete anche nei singoli comuni tutta la parte delle politiche educative nella connessione con l'orientamento scolastico diventa il modo migliore anche per creare continuità con la formazione professionale. La ringraziamo Assessora per il suo intervento. Se vuole venirsi a sedere qua, così per lo streaming video diventa anche più facile. Allora, davvero grazie dell'invito. Arrivo su delega del sindaco Damiano Tommasi, che non riusciva ad essere qui stamattina, ma l'attenzione a quello che è tutto il mondo della scuola e dei giovani è molto presente nella nostra agenda, in particolare sul tema dell'orientamento, e penso che sia il nostro primo dovere in questa occasione anche restituire quanto si fa su Verona, grazie anche al provveditorato, lo chiamo ancora così, alla rete Orienta Verona, è sicuramente un fiore all'occhiello di cui andiamo orgogliosi e che sosteniamo come amministrazione, proprio perché sappiamo quanti pregiudizi si possono celare in una scelta così importante. E come una cosa altrettanto importante è quanto pregiudizio c'è nel non ammettere a volte che si è fatta una scelta sbagliata, quanto difficile è ripensarsi e interrogarsi appunto su quello che è il proprio futuro, anche scegliendo appunto di cambiare scuola. Su tutte queste questioni c'è una grande formazione sia sugli insegnanti che sulle famiglie, sugli studenti stessi. Si può fare di più, siamo impegnati per fare di più, perché sappiamo quanto sia difficile abbattere i pregiudizi. Però ecco, su tutto quello che è quindi il tema, un'altra questione che appunto è alle cronache in questi giorni e che invece ci impegna molto, è il tema che a volte si dimentica quanto l'educazione passi dalla scuola e ci si concentra più sulla parte didattica e meno sulla parte educativa. E anche in questo è una grande sfida ricordarlo a noi stessi, ricordarlo agli operatori che quotidianamente affrontano questa sfida e ricordarlo all'esterno, anche per avere molto rispetto di quello che è la scuola e quindi è quelli che sono i suoi tempi, i suoi doveri da una parte, ma le sue opportunità dall'altra. Quindi nella sfida che, come dire, post-Covid, che immagino interroghi tutti, e anche questa opportunità di oggi di riflessione, c'è anche questo tema di, come dire, rimettere al centro il grandissimo potere educativo che ha la scuola, al di là di tutte le questioni didattiche, formative, lavorative, che con essa vanno a braccetto. Quindi grazie ancora per questa opportunità di incontro e di informazione. Davvero. Grazie.
Grazie Assessora, richiamo le sue parole rispetto al potere educativo della scuola. So che anche il Presidente forse richiamerà questa parte. Per noi della formazione professionale pensare che anche il lavoro ha un potere educativo e capire come il lavoro stesso, anche attraverso le sue forme di avvicinamento al lavoro, possa essere uno spazio educativo per i giovani che si rivolgono a noi o gli adulti, perché insomma ci occupiamo anche di una parte di adulti disoccupati, diventa ovviamente una sfida anche per il futuro rispetto ovviamente ai nostri lavori. Grazie per la sua introduzione, insomma, che fa un po' gli onori di casa, visto che siamo a Verona, siamo in un contesto particolare che è quello del Job Orienta, che è comunque insomma, un evento a livello nazionale, sebbene si svolga qui a Verona, ma a tutti gli effetti è un evento a livello nazionale. Proviamo però a entrare nella specifica anche dell'Engim. Per fare questo ci facciamo aiutare dal Presidente, Padre Antonio Lucente, che come in tutte le presentazioni, in tutti gli avvii anche dei nostri annual report, che in qualche modo diventano quasi un avvio per le attività dei mesi successivi, ci aiuta a focalizzarci sul tema dei valori che ci muovono anche come formazione professionale nei nostri territori. Lascio la parola a Padre Antonio per un intervento iniziale anche introduttivo dei nostri numeri. A te. Sì, beh, non è proprio una riflessione come la domenica, Fabio, nel senso che proverò a raccogliere alcune indicazioni, alcune provocazioni che nascono da questo annual report. Sfogliandolo può essere anche simpatico guardare immagini, numeri, colori che li diversificano. Parto dalla provocazione di Job Verona, interessante accogliere, accompagnare, apprendere in un momento del cambiamento. Aggiungerei per un presente giusto per tutti. Viviamo sì nella prospettiva di cogliere il cambiamento per il futuro, ma viviamo nel presente, nell'oggi tanto difficile, in cui la formazione professionale e noi insieme a tanti altri attori nel paesaggio nazionale e internazionale, poiché Engim non soltanto è un ente nazionale, ma lavora su 36 paesi al mondo, questa sfida del lavoro, dell'inclusione, del fatto che abbiano un presente giusto per tutti, questo credo che sia una delle invocazioni che possiamo accogliere accanto al nostro annual report. Dove nasce? Beh, questo del 21 nasce con il desiderio di comunicare in modo sempre più efficace i valori, gli obiettivi che ispirano la nostra fondazione e raccontare l'articolato insieme di attività promosse, fotografare l'ampia rete di collaborazione, di partnership in cui siamo inserite, infine quello di cercare l'impatto e l'incisività dei nostri progetti. Il bilancio 21 è soprattutto uno strumento, è un passo importante sulla strada della trasparenza della responsabilità sociale che abbiamo, di una sostenibilità da intendere in senso integrale, come insegna Papa Francesco, vescovo della mia diocesi. E allora diventa uno strumento prezioso per Engim e non solo per Engim, per aprire le porte dove spero di incontrare davvero sempre tutti e tutte. Allora, come rendere conto di questa ricchezza, di questa varietà narrata dentro un libro compattato e che ci si mette davvero tanto tempo, un anno intero a raccogliere dati, numeri e a verificarli. Come rendere conto di questa varietà di attività, di queste relazioni, di queste reti, di questi contatti, delle collaborazioni, Federica, che germogliano in Engim Veneto, una realtà promossa dai Giuseppini del Murialdo che da oltre 150 anni, svolge questa funzione, io direi, di profetica. Da oltre 150 anni articola fede, cultura, giustizia. Ecco, non è facile raccoglierla brevemente e consegnarla dentro l'annual report di quest'anno. Tanti conoscono Engim a pezzi, alcuni le conoscono per i pezzi più visibili, Marta direbbe pezzi unici, no? Ognuno di essi. E il tentativo di articolarla così, allora, questa mia condivisione, a partire da
da questa chiave di lettura, un presente che deve diventare sempre più giusto per tutti, per tutte. Ribadisce l'annual report in questo momento, adesso l'assessore ha appena accennato il tempo cruciale in cui stiamo vivendo, no? Questa storia sociale ed economica del nostro Paese che presenta gravi e vaste sfide per il mondo, per questo territorio al centro di tanti cambiamenti. Ribadisce che sia necessario continuare a esercitare una speciale cura del bene comune. Questo il nostro annual report lo porta nei fili che lo cuciono, no? Che lo mettono insieme, che lo aggregano. Ribadisce questa necessità di curare il bene di tutti, il bene comune. È un invito allora, un invito a cercare soluzioni che aiutano a costruire un nuovo futuro del lavoro fondato su condizioni lavorative dignitose, la dignità del lavoro, che provenga davvero da una contrattazione collettiva, che promuova, ripeto ancora, il bene comune, lo riproponga. Ecco, in tal senso è convinzione nostra, è convinzione della nostra Fondazione che il lavoro è veramente ed essenzialmente umano, perché di questo si tratta, che sia sempre umano, nelle sue categorie. E siamo chiamati a dare priorità a questa risposta ai giovani presenti qui, e me ne rallegro, perché diventano sempre incontri dove i giovani sono i protagonisti, i soggetti, ma a distanza, magari un po' appesantiti da questo linguaggio, ma siamo chiamati a dare priorità, la nostra risposta ai giovani e agli adulti, lavoratori, che si trovano ai margini del mondo del lavoro, ai margini del mondo del lavoro. Il Murialdo 150 anni fa si è confrontato con l'intelligenza di chi sa di non sapere tutto e con la prudenza di chi ritiene che il mondo è molto più complesso di quanto non appaia. Si è confrontato con la pedagogia del suo tempo, con le sfide del suo tempo. E questo fatto possiamo dire che è un invito Alberto, un invito per noi, un invito a ripensare quello che facciamo, a rileggere la formazione professionale, a ricostruirla giorno dopo giorno, a metterci in un atteggiamento di ascolto, a dedicare del tempo per capire come gli altri diversi da noi, magari in altri luoghi dei nostri, stanno tentando ugualmente di starci dentro queste dinamiche. Ecco, la pandemia è stato fatto riferimento, sì, ci ha ricordato che non ci sono differenze né confini tra quanti soffrono, tra quanti sono esclusi dalle opportunità di lavoro. Siamo tutti fragili, lo ripetiamo spesso in questo tempo, e al tempo stesso siamo anche di grande valore. La fragilità è di grande valore anche in ciascuno di noi, sono compresenti. Ecco, io spero che quanto stia accadendo attorno a noi ci scuota profondamente. Nelle sperimentazioni delle imprese formative, abbiamo iniziato la sperimentazione in ogni centro di formazione delle nostre imprese formative, nella proposizione dell'apprendistato è necessaria una corretta concezione del lavoro. Il primo elemento di questa concezione corretta del lavoro mi pare che ci inviti a focalizzare la necessaria attenzione su come il lavoro va al di là di ciò che è tradizionalmente noto come impiego formale. E l'agenda del lavoro dignitoso deve includere tutte le forme di lavoro. Se il lavoro è una relazione, allora deve includere la dimensione della cura, perché nessuna relazione può sopravvivere senza cura. Questa mattina nella terza, nella terza B a Chievo, no? Insieme a Rosa, una nostra formatrice, mi esprimeva davvero con l'emozione e con le lacrime la cura per quei giovani lavoratori. Se il lavoro allora in relazione deve includere la dimensione della cura, perché nessuna relazione può sopravvivere senza cura. La cura va oltre, deve essere la dimensione di ogni lavoro. Un lavoro che non si prende cura, che distrugge la creazione, che mette in pericolo la sopravvivenza
delle generazioni future non è rispettoso della dignità dei lavoratori e non si può considerare un lavoro dignitoso. Ecco, al contrario, un lavoro che si prende cura della persona, che favorisce il ripristino della piena dignità umana, contribuirà sicuramente ad assicurare un futuro sostenibile alle generazioni future, a quelle che siedono qui questa mattina. Allora la domanda ancora possiamo farcela a partire da queste prime considerazioni. Una domanda nel quotidiano, per esempio, come ci si prende cura dei nostri giovani lavoratori? Come ci si prende cura? Perché uscire dalla crisi attuale in condizioni migliori richiederà certamente lo sviluppo di una cultura del bene comune, una cultura della solidarietà, per contrastare quella cultura dello scarto, che è all'origine della disuguaglianza, delle disuguaglianze che affligge la realtà e le realtà in cui noi operiamo. Ecco, per raggiungere questo, l'Annual Report, il libro arancione giù sotto questo tavolo, ci dice che occorre valorizzare l'apporto di tutte e di tutti. Dice questa verità, una verità semplice se volete, che è una delle lezioni che apprendiamo dal mondo del lavoro. E qui c'è in gioco la responsabilità di tutti, la responsabilità del governo, la responsabilità delle imprese, la responsabilità nostra, la responsabilità del sindacato. Responsabilità grande, e più grande il bene che possiamo ottenere. Questo Annual Report, a mio avviso, rappresenta un invito a rispondere alla sfida e alle sfide che abbiamo di fronte. Possiamo contare sull'eredità della storia, su quello che siamo oggi. Ci inventiamo poco, sia nei modi di dire, nelle parole scelte, negli sguardi che ci lanciamo. Possiamo contare sull'eredità, che continua ad essere una risorsa di fondamentale importanza, ma in questa fase storica siamo chiamati a restare aperti al dinamismo della società e a promuovere la comparsa e l'inclusione di tutti. Io trovo che l'Annual Report di quest'anno può essere anche un invito per molti tra di noi, per la politica, a quanti lavorano negli apparati governativi, di ispirarsi sempre più a quella forma di amore che San Paolo VI chiamava la carità politica, un atto di carità indispensabile, l'impegno finalizzato a organizzare e a strutturare la società in modo che il prossimo non abbia a trovarsi nell'esclusione, ai margini. Trovo che l'Annual Report può essere ricordo per le imprese partner nelle nostre attività formative della loro vera vocazione, quella di produrre ricchezza al servizio di tutti. L'attività imprenditoriale è essenzialmente una nobile vocazione, orientata a produrre ricchezza e a migliorare il mondo di tutti. Vado verso le conclusioni di questa breve introduzione. Ma trovo dentro l'Annual Report di quest'anno anche delle sfide, almeno due sfide. La prima sfida, ne dico due, insomma, ne sarebbero anche altre. La prima sfida è la sfida della profezia, Federica. Siamo invitati dall'Annual Report a cogliere la sfida della profezia, cioè collegata alla nostra natura stessa, alla natura di Engim, alla nostra vocazione più autentica. Cioè siamo un'espressione del profilo profetico della società. Nasciamo e rinasciamo ogni volta che come profeti diamo voce a quanti voce non hanno. Denunciamo quelli che, come dice il profeta, venderebbero il povero per un paio di sandali. Ecco, mettono a nudo i potenti, che calpestano i diritti dei più fragili, dei vulnerabili, difendono la causa degli ultimi, dei rifiutati. L'altra sfida che abbiamo, oltre a questa della profezia, se non lo diciamo noi non lo dice nessuno, è l'innovazione. I profeti sono sentinelle, vigilano dal loro posto di osservazione. Bene, anche noi dobbiamo in qualche modo sorvegliare le mura della città del lavoro come una guardia che sorveglia e protegge quanti sono dentro la città del lavoro, ma che sorveglia e protegge anche quelli che stanno fuori
dalle mura della città del lavoro. Ecco la nostra vocazione, la nostra scelta della Fondazione è anche di proteggere quanti ancora non hanno diritti, quanti sono esclusi dal lavoro, e saranno molti nei prossimi anni, nei prossimi mesi, che avranno necessità di formazione continua. Ecco, provo a concludere allora questa introduzione. Ricordo anche qui quello che ho ricordato a Bologna ai nostri dirigenti ENGIM, almeno la necessità di 3 invocazioni. 3 invocazioni. L'invocazione è una sorta di appello. Quando non sai che cosa fare, invochi nella speranza che qualcuno ti ascolti. Ecco, la prima invocazione è chiedere di convertirci alla condivisione. Questa è la prima invocazione. Vorrei che facessimo nostra questa. L'Anno Report chiede di convertirci alla condivisione. In un tempo in cui si vive il mito individualista, si condivide ciò che si ha e si condivide ciò che si è, ma si condivide soprattutto ciò che non si ha e anche ciò che non si è. Si condivide la propria pochezza, il proprio limite, la propria ferita. Si condividono la gioia, i propri talenti. Così si fa l'esperienza paradossale e miracolosa della moltiplicazione, quando condividiamo quello che siamo con l'altro, perché solo condividendo si moltiplica a favore di tutti. La comunità si genera nella condivisione, questo avviene solo nella condivisione, le comunità non si generano a prescindere dalla condivisione. La seconda invocazione è quella dell'ospitalità, essere ospitali. Se la condivisione apre la porta alla fraternità, l'ospitalità ne dilata necessariamente l'esperienza. La vera ospitalità è sempre eccedente, è sempre un'esperienza radicale. Ospitare l'altro nella vita, se si vuole farlo davvero, significa rinunciare in partenza a pretese di calcolare tutto, di detenere tutto sotto controllo. Significa lasciarsi sorprendere, lasciarci provocare, dirsi disposti a qualsiasi cambiamento. Ecco, oggi più che mai credo che questa categoria dell'ospitalità vada declinata, migliora sicuramente alcune nostre competenze, è una forma di apertura estremamente larga, chiede esposizione. Anche quando l'altro che accogliamo ci mette alla prova, anche quando l'altro che accogliamo ci indispone, perché l'altro diverso in qualche maniera ci disturba sempre. L'ultima invocazione, e vi chiedo scusa per la lunghezza, l'ultima terza invocazione che parte dal nostro Anno Report 21 di quest'anno è di convertirci alla interdipendenza, l'interdipendenza. Io conosco il mondo del lavoro all'età di 28 anni, finiti i miei percorsi di teologia, mi mandano in un'acciaieria a lavorare. Era la più grande acciaieria d'Europa, direi, l'Italsider di Taranto, 2 volte e mezzo la città stessa, cioè la fabbrica si estende 2 volte e mezzo alla città che la ospita. 64.000 operai vi erano lì dentro. Questa è la prima lezione che apprendo, è questa invocazione della interdipendenza. Cioè i responsabili di CET 2, la centrale termoelettrica che illuminerebbe mezzo meridione d'Italia, è una fabbrica che non smette mai di lavorare, Natale, Pasqua, domenica, sabato, produzione continua di acciaio. Quelli di CET 2 dicevano senza di noi qui si ferma tutto. Ed era vero, poi passavi in acciaieria e sentivi quelli che colavano l'acciaio nel carrosiviera, senza di noi non si fa acciaio. E poi andavi al laminatoio dove le bramme di acciaio vengono trasformate in tubi, in lamiera, in semilavorati. Senza di noi sarebbe tutto inutile. Ecco l'interdipendenza necessaria. Voglio dire, questa invocazione a cui affido davvero la presentazione di questa giornata significa non all'indipendenza né alla dipendenza, ma alla interdipendenza. Questa terza invocazione così importante, io la sento davvero, davvero importante, una parola sempre più importante oggi, anche se poco
abilitata, conosciuta, soprattutto poco vissuta nella sua densità, perché noi siamo come schiacciati dal manicheismo del sistema binario anche nelle relazioni, o dipendenza o indipendenza. La interdipendenza pare che sia difficile da coniugare, allora direi no Signore, convertici alla interdipendenza, in questa cosiddetta comunicazione globale, diventare coscienti della necessità esistenziale del dialogo dell'altro, ci aiuterà e ci aiuta a uscire dall'alienazione a cui spesso siamo destinati. Vedete, nella stessa radice della parola comunicazione c'è la parola latina munus, che significa contemporaneamente dono, ma anche obbligazione morale verso gli altri. Ecco, il dialogo non è trasmissione di un contenuto, né tantomeno definizione sempre puntuale. Esistiamo solo perché coesistiamo, esistiamo insieme, perché dialoghiamo. Allora questo diventa l'augurio per voi, per me, per ciascuno di noi, perché possiamo essere uomini e donne aperti alla interdipendenza. Ecco, l'anno report, piccoli particolari, piccoli e grandi simboli, circuiti sensati, mi pare, di virtù per essere più vivi e più umani. Grazie a tutti. Grazie Antonio delle sollecitazioni. Raccolgo tra queste l'attenzione che hai ripreso, no, anche ai soggetti ultimi della nostra azione, no? Gli allievi piuttosto che gli utenti che più in generale si rivolgono anche ai nostri servizi. E per recuperare anche questa tua parte dell'intervento mi fa piacere da un lato citare la foto che vedete dietro di me, che è la stessa foto che ritrovate anche nel nostro bilancio sociale in copertina, è uno dei nostri allievi, un apprendista di una delle nostre imprese formative. Ogni anno scegliamo un allievo, lo scorso anno c'era una ragazza che lavorava sul motore di una macchina, quest'anno appunto un allievo concentrato nel fare il miglior cappuccino possibile, perché sta versando la crema appunto nel caffè per fare anche un disegno. E mi fa piacere, collegandomi anche al tema degli allievi, ringraziare la presenza qui dei nostri quarti e quinti anni che sono presenti nelle nostre sedi qui, insomma, nell'area veronese, quindi di Chievo, di San Michele, di Villafranca, che li vedete al fondo, che stanno ascoltando questa parte, cercando anche di capire dove sono stati catapultati probabilmente, ma credo che sia anche un bel segnale sia per loro che per noi ricordarci che questi numeri li facciamo proprio per loro. E su questo ringrazio anche Paola e Elisabetta, che saranno da qualche parte nella sala, che sono le due responsabili delle nostre sedi qui dell'area veronese, che ci hanno aiutato in questa organizzazione. Per aprire il tavolo di lavoro successivo, che vuole cercare di entrare un po' più nello specifico sul ruolo della formazione professionale per avviare i giovani al lavoro in Veneto, chiamerò al tavolo, diciamo, i tre esperti che abbiamo pensato di coinvolgere anche per fare questi approfondimenti, ma prima di chiamarli al tavolo lancio come riflessione iniziale alcuni dei nostri numeri come Engim che magari possono essere utili anche a voi per l'intervento stesso. In particolare, insomma, dei numeri in copertina che potete poi osservare, e vi invito anche a prendere il nostro bilancio sociale, perché quelli che trovate in questa, insomma, prima schermata sono i numeri in generale di Engim. Stiamo parlando di qualcosa come quasi 9.000 allievi, inteso in senso ampio, quindi non solo giovani ma anche adulti che seguono i nostri percorsi di formazione nelle nostre 5 regioni in Italia, ma non solo, come ha citato prima Padre Antonio, noi siamo presenti anche in molti paesi all'estero, anche nella nostra accezione di ONG, quindi questi numeri tengono presente anche questa parte. Il numero di dipendenti e collaboratori coinvolti di Engim danno dei numeri di una grande impresa, stiamo parlando di 900 dipendenti e collaboratori che si muovono e che agiscono anche attraverso di noi nelle nostre attività, e soprattutto questo è il numero che ci fa più piacere rappresentare, che abbiamo messo anche inserito all'interno dei nostri obiettivi, quel 60% che trovate sulla destra, che sono gli allievi occupati a 2
anni del conseguimento della qualifica. Cioè ci interessa fare formazione, ovviamente, questa è la nostra vocazione, ma fare formazione per portare al lavoro le persone che si rivolgono a noi è il nostro vero obiettivo, che passa ovviamente attraverso anche l'azione formativa. Quel 60% che è un numero che noi vorremmo incrementare, in qualche modo forse Fabio Menin ce lo ricorderà successivamente, anche le commissioni europee stanno chiedendo all'Italia di far elevare, no, quel valore degli inserimenti lavorativi, se non ricordo male di portarlo quasi sull'80%, quindi stiamo parlando di numeri elevati, ecco ci stiamo incamminando in quello spazio. Ultima slide che vi faccio vedere, questo giusto per darvi un'idea delle regioni, dei paesi nel mondo dove siamo presenti, citato in precedenza. Ultima slide che vi faccio vedere perché collegata agli inserimenti occupazionali, in particolare la parte sulla destra degli apprendistati formativi, e questo darà poi voce anche agli interventi successivi al tavolo. Nelle nostre regioni i valori numerici di apprendistati formativi noi vogliamo costantemente elevarli, ma come vedete il 2021, inteso come anno formativo che si è chiuso nel 2021, subisce dell'effetto Covid rispetto agli inserimenti degli apprendistati, per cui in tutte le regioni sono in diminuzione. I valori più o meno alti è perché magari in Piemonte e in Veneto abbiamo molte più sedi e quindi chiaramente riusciamo a fare numeri più elevati, in Lombardia sostanzialmente abbiamo 2 sedi e quindi riusciamo a fare numeri più bassi, però come vedete l'apprendistato subisce un po' anche, no, l'effetto del Covid, soprattutto sugli inserimenti lavorativi. Chiudo queste 2 slide per tornare agli invitati, che mi fa piacere ringraziare e invitare qui al tavolo anche per intervenire. Il dottor Fabio Menin, che già in altre occasioni ci ha accompagnato anche nello scorso bilancio sociale per aiutarci a interpretare come la formazione professionale in Veneto sta ridefinendo il suo futuro. Ricordo ancora adesso il suo esempio della piramide rovesciata, che forse citerà ancora, che probabilmente si sta incominciando a allungare, no, come piramide. Ah no, non vale, ma perché lo ricordavo ancora dallo scorso anno. Paola Rampini, che invito anche a intervenire al tavolo, dirigente di Ampal Servizi e che ci sta accompagnando non solo a noi ma anche a altri enti di formazione professionale proprio anche in questa transizione, nelle riflessioni sui temi dell'inserimento lavorativo nel passaggio di scuola e lavoro, e poi Walter Giacomini, che fa parte del comitato direzionale di Engine Veneto e che ovviamente ci aiuterà a fare un focus più specifico sulle attività proprio di Engine Veneto stesso. Ringrazio, nonostante purtroppo non riesca a essere presente, Silvia Laplaca, che insomma ha seguito anche tutta una parte di attività come training manager all'interno di un'impresa che si chiama Atexa, che non può essere presente perché purtroppo ha il Covid e quindi non ha potuto partecipare, ma magari è collegata per seguire l'intervento, per cui mi fa piacere ringraziarla comunque per la sua disponibilità. Allora, come organizzerei il tavolo? Se vi va bene io proverei a partire dallo sguardo più alto, diciamo dal livello nazionale, magari lasciando prima la parola a Paola, poi a Fabio e poi successivamente in chiusura a Walter. Paola, a te la parola. Abbiamo sollecitato Paola di aiutarci a capire come davvero l'apprendistato può essere un volano per il futuro dei giovani, no? E probabilmente un volano anche per quella transizione formazione lavoro o scuola lavoro sulla quale in tanti stanno parlando anche a livelli più ampi, anche a livello europeo, nell'ambito dello skill mismatch piuttosto che no, dello skill gap, e quanto l'apprendistato possa essere davvero d'aiuto in questi ambiti. Credo che ci aiuterà anche portandoci dei dati concreti e delle azioni concrete. Grazie Paola della tua disponibilità a essere presente con noi, e a te la parola. Grazie a tutti, buongiorno. Intanto grazie di avermi invitato qui a Job Orienta, perché Job Orienta è sempre un momento importante, un momento che dà uno stimolo pazzesco. Voglio dire, quando uno entra alla fiera c'è i ragazzi che girano, che si muovono, che danno proprio, già iniziamo con uno sprint diverso
senso e ci danno motivazione nel lavoro che facciamo. Andiamo a parlare di apprendistato e apprendimento duale per i ragazzi. Sicuramente è un tema che si sta sviluppando sempre di più nel mondo del lavoro e dal punto di vista del Ministero e quindi come Ampel Servizi lo si sta considerando come strumento elettivo per la transizione tra lo studio e il lavoro, quindi come opportunità per colmare quel mismatch fra la domanda e l'offerta di lavoro che sembra ampliarsi piuttosto che ridursi, e quindi chiede a tutti noi, noi come istituzione centrale nazionale su normativa o procedimenti attuativi e regolatori, la Regione come parte attiva nei finanziamenti, ancora più regolamentando nell'applicazione pratica gli enti nel poter sviluppare queste esperienze, quindi l'apprendistato, l'impresa formativa e tutto ciò che gira intorno. E questo perché è questa opportunità che permette di contrastare molte delle problematiche connesse proprio alla dispersione scolastica, all'allontanamento, guardi ragazzi laggiù, l'allontanamento dallo studio in una fascia di età particolarmente complessa, quindi quando a 14-15 anni non è che proprio uno muore dalla voglia di studiare, avere un soggetto formativo che ti affianca, ti accompagna, ti dà altri strumenti oltre allo studio in classe, permette di scoprire che il mondo del lavoro poi non è così brutto, che le opportunità di imparare studiando sono tante e quindi permette di contrastare proprio questa demotivazione e porta a un riscatto e a un avvicinamento e a una contestualizzazione con le aziende e che cosa significa poi lavorare. Quindi permette di far capire con queste esperienze ai ragazzi le regole, l'organizzazione del lavoro, anche i diritti e i doveri. Prima stavamo parlando di sicurezza, il diritto alla sicurezza, però anche il dovere di applicare le regole della sicurezza, perché sono le due cose, e quindi anche il diritto a essere un lavoratore riconosciuto, ma il dovere di rispettare le regole dell'azienda, che è diverso, cioè sono le stesse ma vengono approcciate in maniera diversa rispetto ai diritti e doveri di quando si è studenti. Lo sentiamo spesso, sentiamo spesso le testimonianze dei ragazzi che nel momento in cui passano, diventano apprendisti, scoprono l'importanza del rispetto dei tempi, degli orari, come se questo non fosse nella scuola, però lo vivono e viene vissuto in maniera diversa, ma non solo nell'apprendistato, ma anche in tutte le esperienze di alternanza scuola-lavoro, perché poi aleggia nell'aria anche tutto il discorso che viene messo sempre più nel retrobottega dei PCTO nella scuola, che comunque hanno anche lì un ruolo educativo di avvicinamento al mondo del lavoro, anche se ovviamente in modalità completamente diversa. Quindi in tutto questo mi permetto di fare una chiosa su una delle attività che proprio che abbiamo costruito insieme in questa regione per dare ancora più strumenti all'apprendistato e all'apprendimento duale. Mi piace vedere Federica Zonta lì in prima fila e accanto al dottor Menin il posto migliore, i compiti operativi.
In questa regione, con l'input dell'amministrazione regionale, con la collaborazione degli enti di formazione, abbiamo sviluppato questa necessità, queste schede che permettono di definire in maniera condivisa degli strumenti e dei modelli operativi per supportare la progettazione, l'attuazione e valorizzazione delle esperienze degli allievi in impresa, cioè attraverso le schede dei compiti operativi declinare in maniera precisa e puntuale le attività che devono essere svolte, come vengono validate in maniera congiunta fra enti di formazione e impresa, in maniera tale che sia univoca la modalità di lettura, sia immediata, sia chiara, e quindi sia chiaro il compito che devono svolgere i ragazzi, sia chiara la modalità di valutazione, sia un riscontro facile e immediato per il tutor formativo e per il tutor aziendale. Io trovo che questo strumento, che fino adesso è utilizzato solo in Regione Veneto, però sia veramente una grande modalità per semplificare il rapporto con le imprese. Prima stavamo parlando di rapporto con le imprese per gestire il contratto di apprendistato e le varie difficoltà. Questo è uno strumento che non è nell'ambito normativo vero e proprio, perché è uno strumento operativo, ma è uno strumento che permette un dialogo facile e immediato, è un riscontro e permette ai ragazzi di sapere esattamente cosa devono fare, ai tutor di dare le stesse indicazioni e di dare la stessa lettura di ciò che viene, del compito che viene eseguito. Quindi parte essere un volumone così che dovremmo rendere fruibile in maniera diversa, però è proprio un'idea geniale, una cosa potrebbe sembrare banale, ma è un'idea geniale. Quindi spendo parole sui compiti operativi perché ci abbiamo creduto e ci crediamo e lo vorremmo anche diffondere molto di più con gli altri enti e nelle altre regioni, perché è uno di quegli strumenti appunto che serve a migliorare il rapporto con l'impresa e quindi a migliorare tutte queste esperienze di apprendimento di modalità duale e dei contratti di apprendistato che possono essere attivati. Abbiamo visto i numeri dell'apprendistato. È chiaro che qui noi abbiamo un'attenzione, abbiamo avuto intanto il calo del Covid, post-Covid, che comunque è stato critico da tutti i punti di vista, dalle possibilità di essere presenti in azienda, dalle criticità che hanno avuto le aziende, quindi riduzioni. E ovviamente non si può andare, riduzione per la quantità di persone in azienda, e quindi non si può andare a chiedere di tenere a casa dei dipendenti e lasciare degli apprendisti. Ce ne sono state tante, però adesso che stiamo ripartendo e ci sono soprattutto regioni come il Veneto che stanno ripartendo con numeri importanti, abbiamo l'input anche da parte dell'Europa col PNRR. Noi abbiamo un PNRR proprio con una misura sull'investimento duale, 600 milioni di euro che rispetto al PNRR sono un nulla. Però 600 milioni di euro rispetto agli stanziamenti che ogni anno il Ministero mette in disponibilità delle regioni è raddoppiare lo stanziamento annuale da qui per 3 anni fino al 2025, tutto dedicato all'apprendimento duale. Quindi tutte le forme di apprendimento duale nella formazione professionale con un focus sull'apprendistato. Il focus sull'apprendistato in realtà ci dà dei numeri bassissimi rispetto, perché noi abbiamo un obiettivo complessivo di 174.000 ragazzi e ragazze in percorsi in apprendimento duale, quindi impresa simulata, alternanza rafforzata, tutto ciò che viene svolto insieme presso gli enti di informazione e insieme alle imprese.
ma poi quindi questo numero è così alto. Se andiamo a fare il focus sull'apprendistato, si chiede un incremento del 5% dei contratti di apprendistato. Poco e tanto allo stesso tempo, perché il 5% ci sembra ben poco. Ma i numeri dell'apprendistato sono bassi, quindi in questo momento andare a consolidare al 2025 alcune migliaia di contratti in più in tutte le regioni, soprattutto in regioni dove il contratto di apprendistato casomai non è mai stato applicato, dove non abbiamo zero, abbiamo regioni che non hanno i finanziamenti del Ministero. L'anno scorso abbiamo avuto regioni che non hanno avuto i finanziamenti del Ministero, cioè li chiamiamo finanziamenti del Ministero, ma in realtà la ripartizione dei fondi nazionali verso le regioni per la gestione della formazione professionale e quindi anche tutta la parte sull'apprendistato. Regioni che hanno avuto zero perché non hanno fatto nessuna di queste attività. Quindi noi abbiamo come al solito un'Italia a più velocità. Per fortuna qui siamo una parte d'Italia che cammina e cammina tanto, e quindi sono cantieri che si continuano ad aprire. Però ecco, c'è l'investimento a tutti i livelli, a livello degli enti. Abbiamo sentito questi bilanci sociali, a me fa un piacere enorme partecipare perché sono stimoli e sono informazioni che si aggiungono e c'è tutta la positività del fare per i giovani, del costruire nuove professioni, nuove potenzialità. Però poi a tutti i livelli, cioè quindi è una spinta. Noi siamo qui a fianco Ampal Servizi, a fianco al Ministero del Lavoro per spingere sempre di più su questo intervento. E vado a chiudere ricordando che nello spingere sull'apprendistato siamo riusciti a giugno a far pubblicare la circolare del Ministero del Lavoro su tutta una serie di questioni operative collegate alla gestione del contratto di apprendistato. Questioni tecniche, questioni anche qui come al solito, la pratica, quindi possono sembrare banali, non strategiche, però quando in ogni regione, quindi non dovrei dirlo a voi che lo subite quotidianamente in diverse regioni, in ogni regione la scelta, la decisione di qual è la data di termine del contratto cambia, non ci sono alcuni elementi chiari, l'interpretazione dell'INAIL sulla malattia è diversa da una regione a un'altra, chiaramente tutto questo va poi a bloccare alcuni enti meno forti, capaci anche di fronteggiare i rilievi di questi soggetti, piuttosto che va a rallentare i consulenti o gli uffici del personale che decidono di non applicare questo contratto per non complicarsi la vita quotidiana e non avere ispezioni con valutazioni negative, perché poi nel momento in cui c'è un'ispezione sicuramente il contratto di apprendistato viene preso come elemento su cui si può andare a fare rilievi più complessi. Quindi siamo qui con l'idea che dobbiamo solo andare avanti, vi affianchiamo e continuiamo a affiancare nei lavori di sperimentazione e di ricerca perché appunto è uno dei contratti fondamentali di inserimento per i ragazzi nel mondo del lavoro e quindi non possiamo altro che lavorarci sopra. Grazie Paola anche per averci dato insomma, questo quadro che aveva comunque un focus anche sulla Regione Veneto e mi sembra che pian piano si stia delineando anche con le ultime parole del tuo intervento il fatto che forse l'apprendistato stesso può caratterizzare in modo particolare la formazione professionale. Non tanto nell'ottica di distinguerla dagli altri, ma nell'ottica di dire che la formazione professionale si caratterizza con una formazione di questo tipo proprio attraverso l'apprendistato.
Nel lasciare la parola a Fabio Menin, questa prima sollecitazione di sicuro, perché sapere come la Regione Veneto si sta orientando anche in questa ottica, no, di rafforzare l'apprendistato stesso, in qualche modo per rafforzare la formazione professionale, credo voglia anche significare sapere che cosa potrà succedere in generale in Italia, anche perché la Regione Veneto con altre regioni come la Lombardia e l'Emilia Romagna in qualche modo guidano, no, questa riflessione. E dall'altro l'altra sollecitazione che le lascio anche sul titolo che abbiamo provato a evidenziare, no? Una formazione professionale in Veneto quale futuro, prima provavo a fare lo spoiler della piramide rovesciata, capire come la formazione professionale si può inserire in queste azioni di upskilling e reskilling anche lungo periodi della vita molto più ampi che non siano semplicemente l'età anagrafica, no, dei primi anni della formazione professionale in sé, insomma intesa fino ai 16, 17 anni o 18 o 19 anni, e su questo so che la Regione Veneto, no, sta provando a creare e costruire, no, un tassello alla volta anche la prosecuzione. Grazie per la sua disponibilità e le lascio la parola. Grazie a voi per l'invito. Intanto permettetemi di porgervi gli auguri anche da parte dell'assessore Elena Donazzan, che non è riuscita a superare diciamo così, quel contesto magmatico che è la fiera di cui parlavi tu prima, no? Quindi c'è un'atmosfera elettrica quando entri in fiera e hai già dei programmi, ma cioè, lì non salta tutto, ti inglobano, mi ha chiamato il capo della segreteria e mi ha detto: porta tu i saluti qua, è impossibile muoversi, troppo lontana. E questo mi dà la possibilità di raccontare a padre Antonio, voi se volete sentire sentite, ma io parlo a lui, come è nato questa occasione, no? Allora mi chiama Walter, eccolo là, un mese fa, dicendomi: abbiamo deciso di fare la presentazione dell'annual report a Verona il 24 novembre. Non è che verresti, ma che c'è Job il 24 novembre? Ah, giusto, ci avevo pensato, c'è Job, fa la Job, sai che è un'idea. Ecco, quindi, eccolo qua, chiedigli. E questa è la prima. La seconda, lui mi ha spoilerato due robe, che è questa, e mi chiama 15 giorni fa e dice: senti, ho pensato io di scrivere il titolo del tuo intervento, facciamo una roba easy, e facciamo formazione professionale in Veneto, 2 punti, quale futuro, va bene? Capito? E chi mi vogliono bene? Pensa. No, adesso vabbè, scherzi a parte, il tema del futuro è un tema pazzesco, no? È un ginepraio di temi. Però io mi sento di dirvi quello che sto un po' alla volta vivendo. Ecco, il mio incarico in Regione Veneto è programmazione, e quindi programmazione vuol dire futuro, no? L'esilo dall'altra parte. E quello che sto vedendo, quello che sto leggendo, io ho 51 anni, avrò ancora un po' di anni di contributo da dare alla mia amministrazione, sempre che non mi licenzi prima, però poi comunque il futuro del mio lavoro si avrà anche fra un po', quindi l'obiettivo è quello di provare a passare dal qui ed ora al là e domani. E quello che sto leggendo, state leggendo tutti di sicuro, è che l'inverno sta arrivando, no? Winter is coming, ed è un inverno demografico terribile da questo punto di vista. Non c'è ricerca che non ci dica che questa è l'urgenza numero 1 in questo paese. Le proiezioni parlano di un meno 8% al 2050, che diventerà un meno 20% al 2070. Io ci avrò 99 anni, potrei pure non esserci più, però voglio dire, potrei esserci. E quindi non sto parlando di, no, come dicevano, 1999, fuga dallo spazio, ma poi abbiamo fatto già. Intendo dire, dobbiamo pensarci adesso a quello che succederà nel 2050, e pensarci significa immaginare quali strumenti, non dico per assicurare come dire,
un incremento demografico, ma sicuramente costruire le premesse perché l'inverno sia meno gelido. Costruire le premesse perché l'inverno sia meno gelido. E allora ci sono 2 o 3 riflessioni che volevo condividere con voi, ed è che a fronte di una piramide demografica, no, che sarà fatta a triangolo contrario, questo lo sappiamo tutti, rinnovare le competenze necessarie nelle nostre aziende sarà sempre più difficile, perché la linfa vitale che porta nuove competenze si riduce drasticamente, e quindi questo è un tema gigantesco, e da qua parte tutto lo sforzo di lifelong learning, no? Imparare a 18-19 anni è una fesseria, chi più chi meno, poi prima tu hai detto c'è chi non ha tanta voglia di studiare, io imparo in maniera diversa, no? Però imparare in modo diverso, comunque imparare a 18 anni è una roba, imparare a 20, 25, 30, 35, 40, 50, lo dico io che ho dovuto studiare l'altro anno, sono impazzito, insomma, ecco, ve lo dico, no, davvero, studiare è un'altra roba, e quindi dobbiamo costruire le premesse per assicurare a tutti la possibilità di continuare a imparare, questo è un tema, quindi rinnovare le competenze sarà sempre più difficile, la sfida centrale. Mi è piaciuto molto quando hai citato prima i numeri e dicevi dentro ci sono anche gli adulti, non vogliamo gli adulti, noi vogliamo gli adulti persi? No. A proposito del persi, c'è un altro tema grandissimo collegato all'inverno, e cioè se mai prima avessimo potuto permettercelo, oggi è impossibile permetterci lo spreco di capitale umano. Cioè quei ragazzotti là che sono tutti là in fondo perché pensavano di dover fare il compito, quindi si copia meglio in fondo, no? Cioè non possiamo perderne uno non possiamo perderlo. Il tema della dispersione scolastica, che per carità si cita, si ricita, è un tema gigantesco. Noi siamo una delle regioni più belle, virtuose, più bravi del mondo, cioè tra i migliori d'Italia, no? Dal punto di vista del contrasto alla dispersione. Qualcuno sbaglia e dice siamo uno dei più bravi nella dispersione scolastica, no? Nel contrasto alla dispersione, anche grazie ai nostri interlocutori, agli enti, alle scuole della formazione professionale che con noi hanno costruito un cammino che fa di tutto per, no, frenare il dramma della dispersione. Beh, nonostante uno dei sistemi IFP più strutturati d'Italia, nonostante gli enti di formazione più bravi d'Italia, nonostante gli investimenti più mostruosi d'Italia, in IFP Regione Veneto investe 100 milioni di euro all'anno, ok? Ciò nonostante abbiamo il 9,5 di dispersione scolastica. Cioè il 9,5, adesso io non so se a voi viene in mente cosa vuol dire il 9,5. È un'enormità, Cioè il 9,5 sono decine di migliaia di ragazzi dispersi che non hanno completato il percorso. Cioè è una roba allucinante. Quindi non possiamo permettercelo. E la terza conseguenza dell'inverno è che il benedetto mismatch, cioè la distanza siderale che separa domanda e offerta, diventa sempre più difficilmente colmabile, cioè c'è sempre meno gente e diventerà sempre più difficile. E questo è un tema gigantesco. Io invito tutti a ragionarci, perché è una roba su cui tutto quello che facciamo deve essere come dire, corollario funzionale alla consapevolezza di questo tema, che è il tema. E dopo, ovviamente a cascata, arriva tutto quello che possiamo fare. Paolo ha citato il tema dell'apprendistato, o meglio del modello duale che rappresenta l'ultima frontiera per quanto concerne la formazione professionale, o meglio la professionalizzazione dell'offerta formativa, l'avvicinamento al mondo delle imprese, ed è un tema grandissimo che coinvolge
ovviamente tutte le nostre scuole, è un tema che insomma anche grazie al lavoro di Nicola Boscarato, che voglio citare perché si è sbattuto come un dannato per riuscire a costruire il manuale di cui parlavi, ma perché è una persona che crede tantissimo in questo obiettivo, quindi il tema degli strumenti di rafforzamento del dialogo con le imprese, che non sono quindi qualcosa che succede dopo che ho finito di studiare, ma un interlocutore con cui devi parlare da subito, è sicuramente centrale, ma va nella direzione che abbiamo detto prima, no? Quindi dove c'è inverno demografico devo costruire gli strumenti per non perdere per strada nessuno, per avere competenze sempre più coerenti con i fabbisogni e ridurre il mismatch. Okay? Quindi questo è un tema centrale. Poi a proposito di apprendistato, permettetemi una brevissima parentesi. Voi sapete, chi non sa, io dico apprendistato di cui stiamo parlando adesso è l'apprendistato per la qualifica e il diploma, ok? Però non è l'unica formula di apprendistato, c'è apprendistato per qualifica, questo, insomma, quello dei nostri ragazzi, ed è alcuni pochi mosche bianche di ragazzi della scuola di Stato, ok? Ci sono delle esperienze interessanti di apprendistato per la qualifica e il diploma anche nella scuola di Stato, perché no? Spingiamo anche lì. C'è l'apprendistato professionalizzante, che è quello di quelli che solitamente si chiamano apprendisti, okay? Cioè, quelli sono gli apprendisti. In Veneto stiamo parlando di 30.000, 35.000 all'anno, giusto per dare un ordine di grandezza, insomma. E anche lì un tema grande come una casa, qual è il ruolo del pubblico, cosa possiamo fare? C'è le competenze formative relativamente all'apprendistato di secondo, spettano all'impresa per le competenze tecnico-professionali e alla parte pubblica per quanto concerne le competenze di base trasversali, no? Che formula è? 40 ore, perché uno gli dai, come dire, gli infondi spiritualmente le competenze trasversali. Vabbè, però è un tema. E poi c'è il famoso apprendistato di terzo, o meglio, di alta formazione e ricerca, che è quello che ci piacerebbe da matti spingere come dei pazzi sull'ITS, okay? E dove stiamo avendo numeri sempre più interessanti di apprendistati di terzo. Ma sapete perché? Non perché siamo bravi noi, cioè zero, ma perché se le imprese vogliono avere i ragazzi, se li assumono prima di finire il corso, altrimenti vanno dal miglior offerente. E questo è sempre collegato al ragionamento di prima. Cioè, ho sempre meno gente, ho bisogno di qualcuno, lo assumo prima che finisca, perché sia mai che quell'altro gli offre 28 euro in più e l'ho perso. Quindi è proprio la guerra dei poveri. E sempre dentro a questo tema, l'ultimo tassello che mi piace proporvi è quello della verticalizzazione dell'offerta. C'ho sempre più bisogno di gente preparata, competente, non posso perderla. E cosa faccio? Sviluppo un'offerta verticale. Prima Walter mi ha detto, lui ha citato il quinto anno, non si chiama quinto anno, ha detto ma non lo dico, invece come vedi ho voluto evidenziarlo, il percorso della, come dire, filiera professionalizzante parte col triennio di FP, ragazzi che completano il percorso con la qualifica e il diploma, chi vuole sempre di più, ma neanche mica tanti, mica tanti, a noi piacerebbe avere tanta più richiesta, prosegue con un quarto anno per il diploma di formazione professionale, quindi un percorso che porta al quarto livello EQF, che è esattamente lo stesso livello del diploma di Stato, giusto per essere chiari, e poi ci sarebbe il percorso IFTS, che è di specializzazione tecnica, quello che lui chiamava impropriamente quinto anno, ma per capirci ci sta, che consente l'accesso al percorso biennale di formazione terziaria professionalizzante, ITS, in Italia si chiama così, nome allucinante, ma insomma vabbè, qua vorrei incontrare chi l'ha deciso, perché istituto tecnico superiore, a me vengono in mente gli ITIS, no?
A chi altri non verrebbero in mente gli ITIS? Anche a Draghi è venuto in mente gli ITIS, no? Voglio dire. Sì, per carità, Academy l'avevamo inventato noi anni fa, però non per essere i primi della classe, ma obiettivamente è già da un pezzo che in Veneto si chiama ITS Academy. Però vabbè, adesso è evidente che questa verticalizzazione dell'offerta fa sì che i ragazzi abbiano la possibilità di diventare sempre più preparati, strutturati, ma è evidente che mica possiamo tenerli fino a 20 anni lontani dal mondo del lavoro, al quale hanno aspirato al momento dell'iscrizione, perché qua stiamo parlando di ragazzi che hanno deciso nel gennaio della terza media, insieme ai propri familiari, con il supporto degli orientatori, dei docenti, di sviluppare un percorso professionalizzante. Okay? Quindi adesso non è che puoi allontanarmi sempre di più il traguardo, io voglio andare a lavorare in azienda, lasciami andare a lavorare in azienda e io devo metterli nelle condizioni di poter lavorare in azienda, magari non stare sempre in azienda, ma riuscire a esserci magari con ruoli diversi, con cappelli diversi, prima come studente, poi come apprendista di primo, poi come apprendista di terzo, quindi sei sempre dipendente, però sei anche studente, sei anche in fase di formazione. Adesso finisco qua il pippone, se no padre Antonio mi dice che faccio prediche più io che lui, che non è vero. Però ecco, quello che volevo rappresentarvi è questo tema che deve accompagnarci tutti, istituzioni, stakeholder, soggetti formatori, imprese, famiglie. È un tema centrale, ecco, che devo dirvi la verità, mi coinvolge tantissimo perché è un tema grande come una casa, grande come una casa. Ecco una parola di speranza. Grazie a tutti. Grazie Fabio, direi recupero quello che hai citato come inverno demografico, dandogli un tema anche valoriale, soprattutto per noi della formazione professionale. Siamo in una condizione in cui probabilmente ci saranno e ci aspettiamo meno giovani, non ci possiamo più permettere di sprecarli, ecco. Da un lato il tema della dispersione scolastica, dall'altro lato il Veneto non è così malmesso, ma i numeri dei NEET in Italia non sono così rincuoranti. E ragionare sul fatto che abbiamo un tesoro a disposizione nei giovani che ci sono adesso e intanto possiamo anche dirci che purtroppo sono sempre meno, è ovvio che ci permette anche di ragionare in forma nuova, anche portando e lavorando sui valori stessi che ci stanno dentro il lavoro. Mi è piaciuto molto anche il tuo riferimento al fatto che è vero che noi potremmo allungare la filiera guardandolo solo dal lato formativo, ma poi quei giovani in terza media hanno scelto noi perché volevano andare a lavorare, quindi dare a loro degli strumenti affinché possa proseguire la formazione e intanto si possa lavorare è fondamentale, e in questo vedo anche una chiave nuova anche di interpretazione dell'apprendistato stesso. Proviamo a scendere un po' più in verticale anche pensando alle attività di Engim in Veneto e quindi di Engim Veneto, e chiederei a Walter Giacomini anche di darci qualche elemento, no? Ha provato a preparare, a mettere insieme anche delle azioni che Engim Veneto stesso sta sviluppando proprio per inserirsi nell'alveo di questo pensiero di cui ci ha parlato Fabio, che è sicuramente un flusso ben più ampio che la Regione Veneto ha accettato, ma che sta dentro anche una chiave europea, no? Di evoluzione della formazione stessa. E proprio in questa chiave anche l'Engim Veneto, come tutto l'Engim, si sta provando a caratterizzare. Walter, ti lascio la parola per darci degli elementi appunto su Engim Veneto in modo specifico e su come si sta muovendo. Ti lascio anche il telecomando, te lo porto. Vabbè, grazie Marco. Nella mia presentazione mi farò anche aiutare da 3 aziende che abbiamo invitato e perciò come testimonial dell'attività che noi stiamo facendo nei nostri territori. Prima però Marco, se riusciamo il video, sì, che così interrompiamo un po' e così soprattutto ci stacchiamo dai veri relatori, Padre Antonio, Paola e Fabio, e a me tocca sempre dopo di loro raccontare qualcosa di interessante. È veramente
Mi chiamo Bashar, frequento la quarta nella scuola Engine di Verona e sono un apprendistato. Mi trovo molto bene, anche se all'inizio non è stata facile. In azienda lavoro su macchine e ho un tutor che mi segue e mi aiuta a fare sempre di meglio. Mi insegna ad essere professionale e a lavorare in sicurezza. Mi chiamo Dennis e faccio la quarta nella scuola professionale Engine. Sono apprendista in azienda da circa 2 settimane. In azienda mi occupo di revisioni, tagliandi, manutenzione camion e auto e sono seguito da un collega esperto. Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo e faccio tanta pratica a contatto con le persone. E imparo a rapportarmi con i colleghi, ad ascoltare i loro consigli e a capire come funziona il lavoro che vorrei fare da grande. Sono molto contento di questa esperienza che mi fa crescere come professionista. Mi chiamo Lorenzo e da grande voglio fare tecnico meccatronico, che fa diagnosi sui sistemi elettronici dei veicoli a motore. Sono contento perché quest'anno con l'apprendistato faccio proprio quel lavoro in azienda. Ogni giorno lavoro a contatto con colleghi più grandi che mi aiutano e mi consigliano su come fare sempre meglio. Per me è una fortuna poter conoscere così da vicino il lavoro che mi piace. Mi dà più fiducia in me stesso e più possibilità di realizzarmi. Mi chiamo Gianluca e studio nella scuola professionale Engine a Verona. Da 15 giorni ho iniziato l'apprendistato in azienda. Sto imparando molto perché lavoro in officina facendo manutenzione ai camion. Studiare e lavorare richiede molto impegno, ma è anche una grande occasione per essere pronti a lavorare fin dalla scuola. Questo mi servirà per realizzarmi nel lavoro e nella mia vita. Mi chiamo Patrick e studio da 4 anni nella scuola professionale di Engine Veneto. Il mio sogno è diventare un giorno un bravo professionista e magari aprire una mia attività. Con la scuola ogni anno abbiamo svolto uno stage in azienda che mi ha dato la possibilità di capire cosa vuol dire lavorare con professionalità. E mi ritengo fortunato perché non è da tutti uscire da scuola e essere già pronti per il mondo del lavoro. Chiedo, magari in sala ci sono i ragazzi che abbiamo visto qui adesso? Dove sono? Dove sono? Ah, eccoli, eccoli. Senza occhiali è inutile che chieda dove sono. Allora sono veri, non erano delle comparse No. per il film. Degli ologrammi di studenti in presenza. No, credo, esatto, che così abbiamo risparmiato. No, credo che nel video poi si vedeva, si è visto nel racconto la scuola come punto di partenza, il lavoro come punto di arrivo e in mezzo tutta una serie di parole: crescere, impegno, fiducia, realizzazione, sicurezza, futuro. Sono tutte le parole che in qualche modo declinano il lavoro che Engine Veneto, assieme a tutti i partner che lavorano con Engine, fa per poter accompagnare gli studenti da quando, giustamente Fabio ha detto, scelgono a gennaio la nostra scuola, fino a quando poi entrano nel mondo del lavoro con le migliori competenze. Una delle competenze che sia Paola che Fabio hanno spoilerato è imparare ad imparare. Non soltanto noi vogliamo trasmettere la professionalità per questi ragazzi, faranno i camerieri, faranno gli elettricisti, faranno i meccanici, non ha importanza, ma vogliamo educarli e educarli alla professione, come Engine e con le aziende che ovviamente e tutti gli altri stakeholder che lavorano con noi. Perciò già in questo video c'era un po' il riassunto di quella che sarà poi la mia velocissima presentazione. Avrò necessità di raccontarvi dei numeri e perciò non prendete paura, sono 2 slide e basta, e poi entreremo nel merito di alcune
alcune sfide. Quello che noi vogliamo assolutamente fare, l'ho detto in premessa, lo ha detto padre Antonio, è riuscire a trasferire quello che è il nostro principio a questi ragazzi, farli entrare come professionisti, ma professionisti educati da Engim. Perciò oggi io comincerò velocemente la presentazione. Fabio, in realtà avevamo già deciso di farlo dentro al Job Orienta, ma volevo che fosse la Regione a dirci lo facciamo dentro alla Regione. Però vabbè, ci ho provato, niente, ho perso, c'è un posto nuovo, ma bene. Questi sono, io parto da qui. Parto da quelle che sono le raccomandazioni che ha citato anche Fabio, e l'Europa ci chiederà nel 2025 delle percentuali dei dati molto molto stringenti, molto importanti. L'82% dei ragazzi con qualifica dovranno essere occupati, il 60% degli allievi che frequenteranno dei percorsi IFP dovranno essere assunti con contratto di apprendistato, e l'8% degli allievi della IFP dovranno avere in qualche modo provato un percorso di mobilità all'estero. Quest'anno rispetto al 2021, che ovviamente un anno complesso anche per le attività di mobilità, praticamente non siamo riusciti a diciamo, mandare all'estero nessuno studente, ma insomma è facilmente capibile. Siamo riusciti quest'anno invece, attraverso dei progetti europei, proprio a permettere ai ragazzi di fare un'esperienza non soltanto all'estero e perciò di vita, ma anche di lavoro. I ragazzi hanno fatto un mese, scusate, all'interno di un'azienda irlandese, inglese, tedesca, spagnola, confrontandosi con ragazzi della loro età, ma anche con tecnici, e in alcuni casi insomma, non riuscivano a capirsi insomma, per alcuni passaggi. Però ecco, questo è il nostro obiettivo entro il 2025. Questo invece è Engim Veneto. Abbiamo 10 scuole di formazione professionale dislocate in quasi tutte le province, da Chievo fino a Villafranca. Abbiamo 7 sportelli di servizi al lavoro. Abbiamo un'impresa formativa, il Sangabar all'interno della SFP di Tiene, e poi abbiamo 2 altre sedi che abbiamo in realtà staccato rispetto alle 10 scuole, agli sportelli, perché fanno parte di Engim Veneto, ma vengono identificati come dei fiori all'occhiello che aiutano in qualche modo le riflessioni nelle altre SFP. Uno è l'Istituto Tecnico Marinelli con sede a Venezia, e l'altro è il Laboratorio delle Professioni di Restauro con sede a Monticello Conteotto. Questo è, chiamiamolo così, il panorama, lo vedete nella slide, quella azzurra, con tutte le qualifiche. Sono 16 più o meno le differenti qualifiche che abbiamo a disposizione all'interno di Engim, che vanno dal settore agroalimentare fino al settore della termoidraulica e dell'autoriparazione, passando per i meccanici e gli elettricisti. Questa è la prima fotografia. Questa è la seconda che vi faccio, rispetto ai numeri che ha presentato prima Marco, di quei 9.000 studenti che avete visto, che hanno frequentato dei percorsi di formazione giovani e adulti, 3.427 sono stati gli studenti in Engim Veneto, 211 i percorsi erogati, gli allievi che hanno conseguito una qualifica e un diploma è circa un terzo, sono quelli che escono dal terzo anno e dal quarto anno, sono circa 1.146. Un elemento importante sono invece gli studenti che hanno attivato all'interno dei propri percorsi di terzo e di quarto anno dei percorsi di apprendistato, dei contratti di apprendistato. Sono 50, di cui 7 all'interno di un percorso triennale nella sede di Verona. 2 elementi li ho evidenziati, e sono gli allievi occupati ad un anno dalla qualifica, ad un anno del diploma. Sono percentuali molto basse, sono il 50% per quanto riguarda la qualifica, il 26% per quanto riguarda il diploma, però scontano, ovviamente stiamo parlando del 2021, scontano il momento Covid, e perciò tutta la rilevazione è assolutamente parziale, ma tenete conto che anche nel 2021 molte aziende hanno seguito, insomma, la difficoltà del 2020, e perciò è stato complicato non soltanto inserire i ragazzi in apprendistato, ma anche poter raccogliere i dati di questa attività. 2 parole sulle risorse umane di Engim. Abbiamo 440 dipendenti
dipendenti, di cui 316 dipendenti e 144 collaboratori. Il 79% è a tempo indeterminato e il 60% è di presenza femminile. Questo è un dato importante perché permette di guardare il mondo della formazione e il mondo delle imprese con un occhio molto diverso. I valori sono stati citati da Padre Antonio, da Marco, insomma credo che questa slide serva soltanto a rimetterli un po' in ordine, perciò la formazione e l'educazione, la parte di inclusione, lo diceva Fabio, è importante che oggi noi ragioniamo con i nostri ragazzi per non perderne neanche uno. Abbiamo un 9% di dispersione scolastica e se io guardo il sistema scolastico, la formazione professionale è l'ultimo tassello che raccoglie in una sorta di scivolo gli studenti che per 1000 motivi non hanno scelto in maniera consapevole il percorso formativo. Aggiungo un dato che è sicuramente quello che i ragazzi scelgono la formazione professionale perché vogliono entrare nel mondo del lavoro, ma la scelgono anche perché vogliono imparare con le mani, perché hanno questo talento ed è l'elemento fondamentale. I nostri ragazzi scelgono la formazione professionale perché hanno esigenze di entrare nel mercato del lavoro in tempi più veloci rispetto agli altri e forse perché sono meno disorientati, perché se io guardo alcuni percorsi formativi scolastici li immagino come è un termine improprio, un parcheggio per poi eventualmente scegliere. Qui non c'è questa disponibilità, qui si sceglie un percorso formativo per entrare nel mercato del lavoro, ma lo si sceglie in base al talento, non in base a non so che cosa fare. Perciò per noi diventa fondamentale, diventa direi forse la prima attività all'interno delle nostre SFP, riuscire a coltivare quelli che sono i talenti e le abilità dei nostri ragazzi. Importante per farli diventare dei professionisti, l'ho detto prima, ma prima ancora per farli diventare delle persone e dei cittadini. Qua chiedo a Fabio di distrarsi un attimo, ma non si distrae. Questo è il nostro percorso, è la nostra struttura. Fabio ha anticipato un passaggio importante che è quello della creazione verticale dei nostri percorsi, perciò i ragazzi scelgono un nostro percorso formativo perché hanno delle tappe intermedie per poter scegliere. Il loro talento è: dopo il terzo anno vado a lavorare, possono andare a lavorare. Dopo il quarto anno il talento c'è per andare a lavorare, posso andare a lavorare. Dopo l'IFTS posso decidere se entrare nel mercato del lavoro oppure, se qualche cosa è successo all'interno di questi ragazzi, grazie ai docenti, grazie a Engim, grazie alle imprese, continuare il loro percorso. Certo, le imprese ci accompagneranno in questo percorso perché già in seconda, in terza, in quarta e in quinta i ragazzi faranno attività di tirocinio, attività di apprendistato. Ecco, perciò noi vorremmo in qualche modo in questa nostra narrazione riuscire a raccontare ai ragazzi, a chi lavora dentro ad Engim, alle istituzioni e alle famiglie, che il percorso che noi offriamo ai nostri ragazzi è un percorso di accompagnamento con tappe precise per poter entrare nel mercato del lavoro. Abbiamo la formazione iniziale, abbiamo la formazione superiore e c'è la formazione continua. Oggi Engim vuole trasformarsi da ente di formazione ad agente per la crescita delle persone. Ciò vuol dire che oggi noi incontreremo i ragazzi dopo la terza media, ma è necessario accompagnarli fino a quando, spero, usciranno per la pensione. Perciò una ricerca diceva, l'ho letta qualche tempo fa, diceva che gli anni precedenti erano sostanzialmente caratterizzati dal fatto che chi entrava nel mercato del lavoro, quel lavoro se lo portava fino alla pensione. Oggi i nostri studenti dovranno affrontare 3, 4, 5 cambiamenti all'interno dell'azienda, ma anche forse fuori dall'azienda. Perciò diventa fondamentale per Engim riuscire a strutturare dei percorsi formativi con le competenze, ma anche competenze trasversali che permettano a questi ragazzi di rimettersi in gioco ogni volta che devono cambiare o azienda o lavoro.
E questo è un elemento molto importante. Abbiamo provato a descrivere molto rapidamente, non è una slide facile di facile lettura, ma poi ve la semplificherò, quelli che sono per noi gli stakeholder. Sono tutti elementi fondamentali, fanno parte del nostro essere. Non possiamo pensare che senza uno di questi Engine possa crescere o possa in qualche modo sviluppare la propria attività formativa. Il sistema produttivo è l'elemento fondamentale nella costruzione delle nostre relazioni. Diventa fondamentale un processo dinamico e circolare e Engine si sente accanto alle aziende, è un termine improprio, siamo un ente di formazione, ma si sente come un'impresa. Perciò è importante in qualche modo far capire che il duale è un sistema di formazione, ma senza un'azienda che possa trasferire i concetti di competenza è un lavoro fine a se stesso. Perciò diventa per noi strategico riuscire a condividere con le aziende e le imprese i laboratori, le competenze e tutto quello che è necessario. E questo diventa un passaggio importante. Io nel mio racconto adesso mi fermerò dando la parola di volta in volta alle imprese che abbiamo chiamato per fare in modo che con me e con Engine si possa veramente guardare, aprire una piccola finestra, una grande finestra verso il mondo del lavoro, che ci aiuta a capire poi, guardandoci dentro, che cosa dobbiamo fare di meglio. Perciò chiedo all'ingegner Perrotta, lascio volentieri il mio posto, di... Piacerebbe che ti fermassi. Sembra più una minaccia che una... Ma forse possiamo far venire al tavolo tutte e tre le imprese a questo punto, che così almeno ne approfittiamo e facciamo un cambio di tavolo direttamente, poi così dai te la parola. Possiamo prendere a prestito il dottor Menin per due minuti? Anche questa sembra un'altra minaccia. Una minaccia verbale. Intanto grazie e buongiorno per questo invito, è stato un grande piacere poter presentare quello che le aziende oggi fanno. Volevo soffermarmi con lei su due elementi. Il primo elemento è come coinvolgere le aziende all'interno del percorso e come far conoscere alle aziende quello che oggi ho sentito. Abbiamo fatto un incontro un po' di mesi fa all'interno di Engine organizzato dalla dottoressa Merci per condividere un percorso formativo dell'IFTS. La cosa strana che è emersa in questo contesto, Paola sorride, è che le aziende presenti, e non stiamo parlando di aziende di piccole dimensioni, parliamo di aziende strutturate, non erano a conoscenza dei percorsi di apprendistato duale. E quindi da questo punto di vista il primo pensiero è come fare in modo che le aziende del territorio entrino in contatto con il mondo della formazione. Perché c'è anche, mi permetto di dire questo, un timore reverenziale da parte delle aziende nei confronti degli enti di formazione, per non parlare poi dell'istruzione tecnica. Quindi non tutte le aziende conoscono le dinamiche e come rapportarsi con il mondo della formazione. Quindi ci guardammo con Paola di queste aziende che non erano a conoscenza di come poter attuare i percorsi di formazione duale. E quindi questo sicuramente deve essere un tema che a livello di regione dovrebbe secondo me essere visto con gli enti. Le associazioni di categoria sono consce, consapevoli di come possiamo coinvolgere le aziende. C'era un altro elemento che è venuto fuori che era quello del tutoraggio. Nel momento in cui, e questo io l'ho vissuto direttamente, quando la nostra azienda ha iniziato a dialogare con gli enti di formazione, ci siamo anche posti dei problemi, ma i ragazzi quando arrivano devono anche poter fare un percorso all'interno dell'azienda, far conoscere quali sono gli elementi caratterizzanti all'interno dell'azienda. Cosa fa un accettatore, cosa fa un responsabile di magazzino, cosa fa un addetto a riparare il veicolo. Quindi se non c'è questo tipo di condivisione, e quindi qui ritorno a quello che diceva Padre Antonio, di condividere gli elementi, è difficile far emergere i talenti. Quindi c'è sicuramente un lavoro che io ho sintetizzato nella visione di questo poeta che a me piace molto, che è Gibran, e dice: se vuoi salire sicuramente riesci a guardare lontano,
ma bisogna anche conoscere tutto quello che poi ti sta intorno, no? E quindi all'interno dell'azienda abbiamo delle grandi necessità e noi siamo quel settore che ha permesso durante il periodo del Covid di assicurare che le merci arrivassero all'interno dei supermercati, che le medicine arrivassero all'interno degli ospedali, quindi il nostro è un lavoro che ci ha coinvolto molto. Ma siamo molto carenti di risorse umane. L'evoluzione tecnologica che hanno subito i veicoli industriali è stata rapida, mentre nel mondo dell'auto la crescita tecnologica è avvenuta con un certo ritmo. Nel mondo del trasporto siamo passati da questo tipo di mezzi, sono nate le reti TEN-T e qui c'è un altro problema che è legato alle infrastrutture, cioè nel momento in cui nascono i porti, gli interporti, non c'è stata una politica che ha coinvolto le aziende ad essere vicine a dove serve il servizio. Quindi oggi chi deve poter usufruire del servizio è costretto a uscire dalle autostrade. C'è un problema che non si può più fare l'intervento sulle autostrade, perché? Perché c'è un problema di sicurezza, ma le infrastrutture non offrono delle baie, delle isole dove è possibile fare la manutenzione. Se guardiamo durante il fine settimana, nelle aree di servizio sostano un sacco di camion, che potrebbero comunque fare manutenzione se ci fossero delle aree dedicate. Oggi la tecnologia ci permetterebbe di dialogare a distanza col veicolo, interrogarlo e sapere che problema ha. Quindi da questo punto di vista posso già preventivare che quando il veicolo si ferma a Somma Campagna ha già prenotato la sua attività di manutenzione, entra in autostrada. Quindi noi andiamo alle riunioni, io sento parlare di servitizzazione, sento parlare di IoT, sento parlare di tecnologia in remoto, cose che esistono, poi guardiamo le infrastrutture e ci troviamo di fronte a e adesso dove vado? Dov'è il centro più vicino? Teniamo conto che le officine, qui ho tirato fuori un po' di immagini di repertorio, dove un tempo il mestiere si imparava in bottega, no? Quindi questo era il lavoro dell'artigiano. Oggi sono nati gli enti di formazione professionali che aiutano in questo caso, ma purtroppo la tecnologia corre così rapida e le scuole non hanno i docenti, perché poi c'è anche questo tipo di problema, non hanno gli spazi per poter mettere un camion dentro un centro di formazione. Ci sono le aziende e quindi bisogna creare un anello di congiunzione tra le aziende, ed è quello che grazie ad Engim la nostra azienda si è dimostrata molto propensa a fare questo. Siamo entrati come soci fondatori dell'ITS, abbiamo realizzato un'aula all'interno della nostra azienda, abbiamo cambiato il modo di pensare di alcuni dei nostri tecnici a diventare formatori. Quindi la provocazione che lancio, per quello la ringrazio che si è fermato qui con noi, è: aiutate le aziende a fare in modo che lavorino di più con il mondo della formazione, perché c'è un tessuto che avrebbe bisogno di personale. Si chiede alla scuola di fare, e qui Don Antonio ci può dare una mano, i miracoli, poi veda lei. Non so se è già attrezzato per Però noi lanciamo la provocazione, poi veda lui, insomma, sa chi chiedere. Formazione continua. No? Quindi potrebbe anche accadere, non si sa mai. Mi ha fatto piacere che oggi con me c'è un'imprenditrice della Campania che ha deciso di investire del denaro in un'attività di formazione, quindi di creare una struttura che faccia attività formativa. Quindi ringrazio la signora Esposito che è qui con noi oggi e poi si intratterà con Don Antonio per un altro miracolo, non si sa mai. Quindi le aziende ci sono pronte bisognerebbe creare un po' più di sinergie. Poi vedete voi se attraverso le associazioni di categoria, se attraverso incontri, cioè bisogna cercare di fare in modo che nel nostro mondo, quindi il mondo
del trasporto delle merci, del trasporto dei passeggeri, che sta subendo un incremento incredibile. L'ATV di Verona metterà in linea dei bus elettrici, alcuni dei nostri tecnici dovranno andare a fare i corsi di formazione in Turchia e in Ungheria per apprendere queste tecnologie, che saremo anche pronti poi a trasferire in un percorso formativo all'interno di Engim, fermo restando che vanno riviste poi anche le definizioni, no, Walter, di quelli che sono. Io e te ci siamo confrontati che non è più il caso di chiamare il percorso di falegname, perché la famiglia dice mio figlio fa il falegname, però se pensassimo di creare un percorso di interior designer per la mobilità, quindi i camper, poi abbiamo Venezia dove c'è il discorso della nautica, no? Quindi creiamo qualcosa di differente. Oggi un tecnico che lavora su un veicolo industriale ha le stesse competenze di uno che lavora su un aeroplano, perché i sistemi sono gli stessi, però quello dell'aeroplano appartiene a una casta alta e quello che invece fa la manutenzione del camion appartiene a una casta bassa. Quindi se fossimo in India questo sarebbe un grosso problema, no? Perché ci sono le barriere, certe caste non fanno determinati lavori. Quindi intanto grazie del tempo che è rimasto qui ad ascoltare le mie lucubrazioni. Prego. Approfitto già che ci sono, se no il tema della relazione fra l'azienda e la struttura formativa è il tema, no? Un altro tema centrale, collegatissimo a quello che avevo citato prima. Voi oggi, non oggi, ma insomma, voglio dire, in particolare oggi si avverte da parte delle aziende questa necessità di costruire relazioni, perché altrimenti dove vado a pescarla la gente? Dov'è? Dove sono i ragazzi? Dove sono le competenze? E quindi è ovvio che mi devo aprire e cercare nel territorio chi quel tipo di competenze è in grado di svilupparlo e chi banalmente ha il capitale umano su cui è possibile costruire un percorso di sviluppo di competenze. Ora, la realtà veneta è particolare per molte ragioni, no? Padre Antonio prima diceva Engim è nato 150 anni fa, è nato molto prima della regione, ma Don Bosco pure è nato molto prima della regione, e tantissimi padri illuminati che sono alla base delle nostre strutture formative, delle nostre scuole di formazione professionale, sono nate molto prima della regione. E quindi c'è una valanga di imprenditori del nostro territorio che viene da quel mondo, quindi non è che non hanno idea di dove sono i formatori, sanno perfettamente dove sono le scuole. Poi ovviamente c'è chi non sa dove sono, e quindi magari quello che può mancare, e in questo mi porto a casa la provocazione, è quali sono gli strumenti con cui costruire la relazione, ma non perché non si sa chi sia il soggetto che eroga la formazione. Poi sul tema della come dire, distanza tra il sistema formativo statale e le imprese, su questo mi permetta di stendere un velo pietoso su cui preferisco non entrare, insomma. No, ma cioè, non spetta a me, io poi che mi vengano a parlare di istituto professionale di Stato, voglio capire da dove se lo sono inventato sto professionale, ma questo è un altro paio di mani. No, ma alla luce di quello che lei sta dicendo, c'è anche una difficoltà nel momento in cui i ragazzi devono scegliere il percorso formativo e le famiglie non lo sanno. Cioè, se oggi dovessimo chiedere a molte delle famiglie che cosa sono gli ITS, come diceva giustamente prima lei, sono gli istituti tecnici industriali, quindi c'è una confusione incredibile. Verona, tra l'altro, è l'unica struttura ITS italiana che ha un percorso di automotive, e di questo ne siamo, ecco, quindi mi prendo il merito di aver insistito con la dottoressa Speri di creare questo tipo di percorso.
Dovremmo aprirlo anche al di fuori della regione, perché non c'è nessun altro che lo fa, lo so, e quindi, non oltre la regione. Però qualche ragazzo da altre regioni arriva, quindi perché l'attività sta riscontrando un certo tipo di interesse. Siamo contenti che la maggior parte di questi ragazzi trova impiego. Sono ragazzi che ricevono delle competenze specifiche perché i docenti arrivano dal settore e quindi sicuramente delle best practices ci sono. Andrebbero in qualche modo accentuate, ma se la famiglia in sé non spinge il ragazzo a fare determinati percorsi diventa estremamente difficile, quindi bisogna sicuramente promuovere di più forse gli incontri anche tra le scuole e le aziende. Cioè, piuttosto che portare il ragazzino di terza media a fare giustamente un percorso di orientamento, andiamo anche a vedere le aziende che cosa possono offrire, perché molte volte quando io parlo del mio lavoro alle famiglie mi guardano come se fossi un alieno, no? Perché? Perché bravo, ma i camion, mio figlio, riparare il camion. Avete idea di che cosa c'è su un camion? C'è più tecnologia di una vettura. Avete presente che cosa c'è su un veicolo che trasporta passeggeri? No? Quindi sicuramente ci sono degli elementi su cui vale la pena ragionare. Grazie Giuseppe dell'approfondimento. Provo a ricucire in modo da dare lo spazio anche agli altri due relatori e perciò, come preferisci Fabio, se vuoi, riprendendo un po' quelli che erano un po' diciamo, le parti integranti di Engim, un elemento fondamentale è proprio la costruzione di relazioni e di connessioni con il sistema. Diventa per noi fondamentale, e questa finestra l'ha aperta Giuseppe, guardare al futuro, guardare ai nuovi tecnici, guardare un'idea di poter avere i camion fermi in autogrill e di poter fare la manutenzione. Credo che questo possa essere proprio il confronto necessario ad Engim per poter immaginare quello che è il futuro. Proprio legato alla connessione di sistema, ringrazio Stefano Maculan e perciò do la parola prima di... è un'azienda della provincia di Vicenza che con noi collabora proprio in maniera molto attiva, accogliendo degli studenti in apprendistato. Perciò abbiamo chiesto a Stefano di fare una fotografia, di aprirci una finestra verso questo mondo. Grazie. Sì, assolutamente, vi ringrazio. Devo sottolineare il tema che avete accennato della comunicazione, che deve essere veramente più intensa fra scuola e il mondo del lavoro, perché io ne sono testimone. Noi abbiamo un'azienda artigiana, ci occupiamo sostanzialmente della progettazione e produzione di arredi per il food retail, quindi pasticcerie, bar, pizzerie, questo è il nostro lavoro. E sostanzialmente siamo una falegnameria, è vero, facciamo anche carpenteria, verniciatura, però sostanzialmente siamo una falegnameria. Io abito e ho l'azienda a 3 chilometri dalla Engim di Thiene. La conosco perché so che esiste da una vita, però fino a poco tempo fa non avevo mai bussato alla loro porta. Perché? Perché c'era un retaggio, ok? Un retaggio frutto anche di un'esperienza che si aveva direttamente con gli apprendisti. Gli apprendisti, si diceva, ed era purtroppo vero, arrivavano formati in modo approssimativo in azienda, e per l'azienda, lo sapete benissimo, rappresentavano solamente un costo. Erano un costo perché loro costavano, erano un costo perché a loro si doveva affiancare un tutor che veniva sottratto ad altre mansioni e quindi le esperienze erano negative. È un paradosso che io incontri Marta Rigo in modo casuale, perché dico, ho una falegnameria a 3 chilometri, c'è un'azienda che ogni anno forma e diploma falegnami, dovremmo essere continuamente in contatto. Sono entrato in contatto con loro, viene da ridere, perché sono diventati i nostri clienti, ci hanno commissionato il Sangha Bar. Da lì comunque si è intensificato un rapporto che adesso ci vede protagonisti in modo biunivoco. I ragazzi della Engim vengono da noi e l'esperienza, ecco questa è l'esperienza di oggi, ci permette di rivedere quel retaggio, quello stereotipo che avevamo. Abbiamo qui un sacerdote, ci siamo convertiti, ma è vero, c'è un diverso approccio e la necessità di avere i ragazzi in azienda è fondamentale per le aziende perché abbiamo uno scouting,
ogni giorno vediamo nel nostro campetto allenarsi i futuri campioni e, come si diceva prima, è inutile perdere tempo a diploma fatto, andare a rubarceli tra colleghi o competitor, ce li abbiamo lì e ce li teniamo. Per quanto riguarda i ragazzi, e chiudo, è altrettanto importante, perché se è vero che dal punto di vista tecnico sono migliorate le loro competenze, lo vediamo quotidianamente quando li inseriamo in azienda, cominciano già a capire che il mondo del lavoro è anche relazione. C'è comunque una piccola comunità che è un'azienda, ci sono colleghi che vengono da formazioni disparate, con età diverse, con percorsi diversi, c'è chi sta in ufficio e c'è chi sta in produzione, e quindi, indipendentemente dal fatto che dopo i ragazzi continuino il percorso all'interno della nostra realtà, sicuramente è un'esperienza che li farà scontare un rodaggio nel momento in cui verranno inseriti nel tessuto produttivo. Ecco, questo è un po' il mio quadro. Grazie Stefano, veramente per questa fotografia e finestra verso il mondo delle imprese. Abbiamo capito, insomma, che per poter avvicinare e intercettare le aziende dobbiamo dare una commessa, questo è il passaggio fondamentale. Vabbè, no, ok, va bene. Faccio un ulteriore passo avanti e vado verso la conclusione per provare veramente a comprendere alcuni aspetti di Engim in modo che poi si possa capire nell'insieme. Sto provando a ridurre e a parcellizzare in modo che poi ci aiuti a comprendere effettivamente come è fatto, come vuole muoversi Engim. Sostanzialmente veramente pensiamo che Engim possa essere non soltanto un punto di partenza per gli studenti, per farli diventare poi dei professionisti, ma sicuramente dei cittadini ancora prima, ma immaginiamo che possa essere veramente una governance pubblica a partecipazione multiattore. Questo vuol dire che tutti gli stakeholder che vedete elencati sono necessari perché Engim possa proporsi nel territorio con le singole SFP, veramente creando una condivisione con le aziende, e lo abbiamo appena sentito, con gli studenti, con le famiglie e con le istituzioni, in modo che questa sinergia ci permetta di crescere assieme, perché diventa più un aspetto sociale ed è un elemento fondamentale, la parte educativa, la parte culturale, ma la parte anche sociale, perché se le scuole funzionano nel territorio, funziona anche quella parte di territorio e le aziende ne hanno beneficio, indubbiamente. Perciò vado avanti per spezzare ancora, ridurre ancora di più, ed è una strategia rispetto alla scelta che abbiamo fatto come Engim, che è quella di provare a identificare all'interno delle nostre regioni dei centri di eccellenza che in qualche modo diventeranno i nostri centri pilota, si collegano a quello che è una richiesta della Commissione europea legata ai COVE, ma prima ancora di collegarsi al programma europeo vorremmo che diventassero dei centri che poi trascineranno verso la parte educativa, sociale, ma soprattutto innovativa che dicevamo prima, tutte le altre SFP. Perciò su questi centri che abbiamo identificato, ne abbiamo identificato uno per ogni regione, e per il Veneto abbiamo identificato la SFP di Treviso. Questi centri pilota ci aiuteranno a fare delle riflessioni condivise, dapprima all'interno di questi enti, ma soprattutto ci aiuteranno a creare un ecosistema locale, che è quello che ci siamo appena raccontati, che è quello che ci ha raccontato Fabio e ci ha raccontato Paola, che è l'elemento fondamentale per poter fare in modo che le SFP siano in contatto con diciamo la società dove è collocata, e abbiamo identificato all'interno di questi centri pilota, non sto qui, le abbiamo oramai dette molte volte, l'apprendimento in contesto lavorativo, che diventa per noi una sfida fondamentale, il modello duale, le nuove proposte modulari. Parlavamo di studenti tredicenni e di studenti cinquantenni. Non possiamo proporre a questi due target lo stesso identico percorso, e perciò sempre di più stiamo immaginando dei percorsi modulari, dei percorsi personalizzati, ma anche il modo di stare in aula. Un ragazzino di 13 anni e ci dice già che sta scomodo sopra un banco, non possiamo mettere un adulto di 50 anni perché lui sì ci dice in maniera molto forte che non sta comodo. Perciò dobbiamo proprio immaginare all'interno delle nostre sedi proprio una modalità differente di fare formazione.
Ci stiamo molto interrogando e impegnando sulla parte degli strumenti digitali. Ne voglio citare uno. Oggi il contesto dell'apprendimento aumentato diventerà uno degli elementi fondamentali. Immaginiamo il nostro tecnico della caldaia che arrivava con la sua cassetta degli attrezzi, oggi arriva con il tablet, lo appoggia davanti alla caldaia e cerca di capire quali sono i problemi. Le macchine stesse, una volta avevamo i meccanici che ci buttavano per aria la macchina, oggi collegano un filo e hanno immediatamente la diagnosi. Perciò sempre di più vogliamo in qualche modo avvicinarci a quelle che sono le innovazioni, e dopo la parte di internazionalizzazione che vede Engim, e lo dicevamo venerdì, diventa difficile pensare a questo termine perché siamo abituati ad immaginare il lavoro da fare all'interno della nostra scuola. Se vado fuori dalla scuola e perciò vado nel territorio, rischio di lasciare da sola la scuola. Perciò io devo presidiare quel territorio. Perciò il termine internazionalizzazione ci aiuta invece a capire che fuori possiamo invece raccogliere molto di più di quello che abbiamo fino adesso presidiato all'interno delle nostre SFP. L'ultimo passaggio, e qua perciò chiedo poi a Pietro Bergamini di aiutarmi in questa riflessione, sono le imprese formative. Abbiamo immaginato, lo diceva Padre Antonio, l'ha sottolineato anche Marco, vorremmo creare all'interno di ogni nostra SFP un'impresa formativa che perciò aiuti in questo passaggio i ragazzi che oggi terminano il terzo, il quarto, il quinto l'IFTS, mi sono fermato immediatamente, hanno bisogno forse ancora di stare all'interno del mondo protetto della formazione, ma già inserito in un contesto reale. Perciò quello che noi vogliamo, da qui e l'abbiamo messo come punto di sviluppo, è creare nelle nostre sedi delle imprese formative che ci aiuteranno a comprendere e ad approfondire il passaggio. Chiedo a Pietro un'ulteriore finestra di approfondimento rispetto al rapporto che ha avuto con Engi. Grazie. Io oggi vorrei parlarvi della visione che Autocolor ha sul mondo e sul settore della carrozzeria. Tutti probabilmente vedendolo da fuori sanno che il carrozziere fa un lavoro sporco. Un lavoro sporco è un lavoro ad alta emissione ed è un lavoro in un ambiente pieno di polvere. Eppure stiamo vedendo uno dei più grossi passaggi tecnologici degli ultimi anni, per cui ad una visione dall'esterno di un settore estremamente artigiano stiamo passando a, come riporta la CNN, prototipi di auto volanti che entrano in commercio e qualcuno dovrà ripararle nei prossimi anni. Stiamo vedendo l'avvento della guida autonoma che sembrava fantascienza fino a poco tempo fa. Oggi tutte le auto che escono dalla fabbrica entrano sul mercato, hanno standard di sicurezza elevatissime, anche se oggi non abbiamo una guida completamente autonoma sul mercato. Di fatto le auto sarebbero in grado per gli standard tecnologici di procedere autonomamente, e quindi tutta questa tecnologia in una fase di riparazione dovrà richiedere assolutamente delle nuove competenze per poter mettere mano. Siamo di fronte a un totale cambiamento del mercato dell'automobile. Di fatto dal 2035 i motori a combustione non potranno più circolare sulle nostre strade in Europa, e quindi sarà necessario far entrare sul mercato nuovi veicoli ibridi, veicoli elettrici, veicoli con nuove tecnologie che richiederanno nuove competenze assolutamente nella fase di riparazione. Inoltre esiste un mondo legato all'estetica del veicolo.
BMW nell'ultimo anno nei suoi laboratori ha reso vivo un prototipo di vernice che lavora attraverso un'illuminazione a LED e attraverso il tocco di un tasto all'interno del veicolo fa cambiare da un momento all'altro il colore, diciamo, della vernice dell'automobile che si sta guidando. E questo ovviamente è un altro dei temi che richiede enorme specializzazione. Di fatto noi di Autocolor ci mettiamo al servizio di Engine in un ruolo particolare, strano, che è quello di contribuire alla continua specializzazione e alla formazione di ragazzi che saranno le eccellenze del futuro. Lo facciamo non come un'azienda che ospita fisicamente i ragazzi all'interno della nostra struttura, ma lo facciamo come ponte tra noi e le carrozzerie. Noi sostanzialmente vendiamo prodotti, servizi, materiali di consumo, strumentazioni alle carrozzerie e quindi abbiamo un legame tra la formazione delle future eccellenze e il settore. Lo facciamo attirando la stampa nazionale ai nuovi progetti che vengono portati avanti da Engine. 2 in particolare sono particolarmente importanti, quello del 4º anno di formazione che abbiamo concluso per la prima volta lo scorso anno e quello della formazione di over 35 che entravano con competenze diverse da quelle del settore della carrozzeria e oggi sono entrati in questo nuovo mondo del lavoro. E lo facciamo affiancando i ragazzi con le migliori tecnologie disponibili sul mercato e con l'aiuto dei nostri tecnici e dei tecnici delle aziende partner, molte di queste le più importanti multinazionali del settore, che fisicamente incontrano all'interno del laboratorio della sede del Chievo i ragazzi e li aiutano ad essere professionisti formati, tecnici formati per entrare nel mondo del lavoro. Accompagniamo fisicamente, come si vedeva nella slide precedente, i ragazzi all'interno delle aziende del territorio e poi cerchiamo di dare il nostro contributo in uno sguardo di innovazione verso il futuro, immaginando sempre di più un rapporto con la sostenibilità, un abbassamento delle emissioni e un aiuto da parte della tecnologia ad ottenere questi risultati. Per cui chissà, nei prossimi anni all'interno della scuola i vernissatori verranno formati con virtual reality anziché con strumenti fisici. Grazie. Grazie Pietro, ma grazie Stefano e grazie a Giuseppe per la vostra fotografia e soprattutto per la finestra che avete aperto nelle collaborazioni con Engine. Vado veramente in chiusura perché siamo alle 13:30 e dunque pronti al pranzo. L'ultimo passaggio sull'impresa formativa, dicevamo prima, ne abbiamo in qualche modo già costruite 8 e una è la nostra eccellenza in Veneto, è il Sanga Bar di Tiene, che peraltro già citata da Stefano prima e che ha permesso poi il contatto con Stefano, e di conseguenza ecco, queste vorremmo che diventassero in qualche modo il punto di riferimento per ogni SFP, ma soprattutto per i ragazzi che frequentano le aziende che sono collegate a quell'ecosistema che dicevo prima. L'ultimo passaggio, e poi veramente qua finisco, è legato al mondo del restauro. L'abbiamo detto prima, è una nostra eccellenza, è un'eccellenza che ci aiuta a mostrare, ero presente l'altro giorno alla inaugurazione della statua del Lampertico con tutto il gruppo del restauro e insomma ho ascoltato con molta attenzione le splendide parole dell'assessore e del sindaco che ci hanno in qualche modo ringraziato per permettere di ridare attraverso appunto il restauro
alla cittadinanza e in questo caso nuovamente un ruolo sociale, una importante statua, in questo caso dell'Ampertico. Ma così è per questa e per molte altre collaborazioni che abbiamo in giro per la provincia, in giro per la Regione Veneto, proprio per permettere di poter fruire di questi monumenti che oggi sono in qualche modo lasciati in una parte in degrado. L'ultimo passaggio, e poi qui mi taccio, guardate soltanto il totale, è l'identificazione rispetto ai collaboratori di Engim. Tutto quello che vi abbiamo appena raccontato non sempre viene letto in una maniera così positiva. Dobbiamo lavorare anche, per quello che ci diceva Padre Antonio, nel comunicare meglio e nel riuscire a condividere meglio ancora quelli che sono i valori che abbiamo presentato un po' tutti. E veramente in questa nostra presentazione dell'annual report del Veneto c'è tutta la voglia e la volontà di poter collaborare con tutte le istituzioni che ci sono all'interno dei nostri ecosistemi locali e all'interno delle nostre SFP. Permettetemi soltanto, prima di chiudere, e qua ho finito e questa è l'ultima, di ringraziare Paola e Elisabetta, che sono le due responsabili delle sedi di Verona, ma assieme a Paola e Elisabetta anche Tiziana e Sara, che hanno veramente lavorato per mettere questa presentazione. E con questa veramente io concludo e ringrazio tutti per il tempo che ci avete dedicato.